Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild, born to be wild. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. And like the true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild, born to be wild. Dell'avventura, quando sei incerto tieni tutto aperto, gas e giù, posso permettermelo di dirlo io che viaggio con la Vespa da 7 cavalli, voi state molto più attenti. Amiche e amici miei, Maron dell'avventura, buongiorno, ora tra poco lo capirete perché ho detto questa cosa. Buongiorno, che dire di più, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, in sostituzione di Pigi Pellegrin fino al 26 di
settembre prossimo. E io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 827, signore e signori. Le 10:39 minuti e 53 secondi, cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato gli Steppenwolf con Born to be Wild 1968, sigla del film Easy Rider 1969, e che ve lo dica a fare. Alcuni avvisi: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello, come sempre, andate a visitare radiolibertà.net, il nostro bellissimo sito che è diventato anche un giornale online, come sapete, quindi troverete liberamente gli editoriali del direttore Giovanni Sallusti, i giornali visti da Giulio Cainarca, le pillole delle trasmissioni e molto molto altro ancora. Ma adesso qui Parlamento, non si fanno aspettare le belle signore. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ecco, io non, mi scuso per l'attesa con la senatrice Erika Stefani, che però, essendo motociclista, ha capito perfettamente l'intro con "se sei incerto tieni tutto aperto". Lei però è prudente. Sì. Buongiorno senatrice. Sì, buongiorno a tutti. La prudenza, vabbè, è arrivata un po' con l'età, perché dalle mie parti si dice che col corpo se frusta, l'anima se giusta. Santa donna, pure questo dovevo sentire io adesso. La prudenza è arrivata con l'età, sempre prudenti. Allora, senatrice, intanto buongiorno e grazie del suo tempo e della Buongiorno. sua cortesia, come sempre. Allora, oggi è il 27 di agosto e naturalmente si prepara il rientro. Diciamo che il 1° settembre è sempre quel momento in cui un po' si torna a scuola. Anche la politica torna a scuola anche il tema della giustizia. Lei che cosa vede all'inizio di questa ripresa di lavori parlamentari? Secondo lei quali sono i temi caldi? Di temi caldi sulla giustizia ce ne sono sempre stati e ce ne saranno. Io spero che questa pausa estiva sia servita anche un po' non dico a raffreddare, perché di certo quest'agosto non è stato certamente fresco, ma di raffreddare certi temi. Stiamo parlando, abbiamo lasciato le aule sul tema del decreto carceri, quindi questo tema che sta toccando un po' molti anche le sensibilità, e si è visto anche un cambiamento anche nella parte dell'approccio anche nel cittadino nei confronti di questo tema. Cioè, parlo della 17ª legislatura, dove l'Italia era sotto una sanzione con una cosiddetta c'era questa sentenza torreggiana, metteva l'Italia in questa, diciamo che sanzionava l'Italia per il sovraffollamento carcerario. In quei periodi noi come Lega ci siamo sempre opposti di svuotacarceri, avevamo fatto un certo tipo di clamore che ci è anche restituito, no, in termini anche di elettorato. Oggi è cambiato un po', la sensibilità è diversa, si tiene molto conto anche della vita, no, dei carcerati, e quindi io mi aspetto che quando ritorneremo saremo ancora sul tema suicidi in carcere, sovraffollamento, che cosa fare. Qui la posizione fra il centrodestra e il centrosinistra è veramente diametralmente opposta, salvo alcuni, forse anche Forza Italia, che ha delle sfumature un po' diverse. Ma la sinistra dice: svuotiamo le carceri, ci sono tanti numeri, ci sono molti carcerati, liberiamoli. Noi siamo perfettamente contrari a questo tipo di rimedi, quali sono dei rimedi semplicemente volti a risolvere un problema provvisorio, che è quello dei numeri dei carcerati, ma non risolve il grande tema del perché si rientrano le carceri continuamente. Nella 17ª legislatura sono stati approvati dai governi di sinistra una serie di provvedimenti che prevedevano dei benefici, no, carcerari, la liberazione anticipata, tanto per dirne una, no? Cioè, chi è in carcere ogni 6 mesi guadagna 45 giorni, no, di liberazione, sì, conteggiati, quando arriva a fine pena viene scarcerato prima. Poi tutto un altro insieme di misure alternative. Ecco, cosa è successo? Sono stati fatti quei svuotacarceri, e sono arrivati gli stessi numeri quasi di prima, a significare cosa? Che se tu, il carcerato, la persona condannata, che arriva a scontare la pena in carcere, ha una propensione magari a delinquere, e nel momento in cui magari anche degli sconti torna nel sistema criminale,
sistema criminale che lo riporterà eventualmente a ricommettere il reato e magari a ricommettere il reato anche più grave e quindi non potendo neanche più approfittare di benefici carcerari. Noi invece diciamo il carcere è una pena, la pena può essere scontata in carcere o anche fuori del carcere con delle misure alternative. Queste misure però devono essere volte alla rieducazione del condannato, che è quello che è previsto nella nostra Costituzione. Se tu appronti un sistema che permetta alla persona in carcere di lavorare, formarsi, di uscire dal circuito criminale, quella persona non tornerà in carcere, ritornerà nella vita civile. E noi, infatti, l'ultimo decreto carcere, che è stato molto criticato dalla sinistra perché dice non risolve il suicidio in carcere, noi diciamo, abbiamo fra i vari provvedimenti, ne era uno che prevede proprio queste strutture esterne al carcere residenziali dove la persona ha la possibilità appunto di crescere. Poi, quali sono gli altri temi? Il grande tema e che resterà questa benedetta dalla separazione delle carriere, che ormai ne sento parlare da quando mi sono iscritta all'università e ancora si trascina questo tema. Poi altre questioni che andranno sul tavolo è anche questo rapporto politica e giustizia, tema delicatissimo che ovviamente nei confronti anche dei cittadini dice ma per certi versi il reato commesso dalla persona virgolette comune deve essere punito meno severamente rispetto a quello che quando lo commette il politico, no? C'è la tendenza a dire che il politico se sbaglia deve pagare e deve pagare tanto. Certo. Questo è vero, deve pagare perché deve essere un esempio, deve dimostrare nei confronti, voglio dire, una maggior probità, una maggior rettitudine, no? Il politico, però questo ha condanna. Qual è il problema che abbiamo oggi? Lo si vede costantemente, ma anche sulle questioni che esulano anche dalla giustizia, diciamo, penale e civile italiana. Guardiamo la giustizia sportiva, Sinner, guardate cosa è stato, quanto è stato bersagliato per questa questione riguardante questo aver rintracciato delle sostanze, no? Che in realtà erano incolpevoli, ma ti massacrano. Cioè, il processo mediatico è un processo che peggiore di quello del processo del tribunale. Il processo del tribunale ha delle garanzie, il processo mediatico non ha garanzie. Bisogna capire. Questo è un regalo di Mani Pulite. Sì. È un po' questa la caccia alle streghe. Allora, Mani Pulite, tutto bene. Cioè, Mani Pulite ha fatto un lavoro che ha cambiato un modo di fare la politica, la gestione dell'interesse privato e la politica, però la caccia alle streghe, guardate che non ha mai fine, cioè il perseguimento, voglio dire, della purezza, c'è sempre il puro più puro dei puri. È un po' come quando si parlava, voglio dire, anche appunto della caccia delle streghe, è troppo facile inventarsi anche, no? La stregoneria, ma anche la ricerca della purezza è una ricerca che non ha fine, per cui ci sarà sempre il puro più puro dell'altro e che quindi il meno puro potrà essere buttato al macero. Io penso che questi sono dei temi. Poi ce n'è un tema, guardate, che è delicatissimo, forse non colto, no? Sempre. L'intelligenza artificiale. Io mi permetto di tirare fuori questo tema anche se non riguarda immediatamente un processo. Guardate che l'intelligenza artificiale sul mondo della giustizia, sul mondo delle libere professioni avrà un impatto enorme. Perché l'intelligenza artificiale è un sistema eccezionale che guarda il futuro e la tecnologia, ma ha purtroppo delle aree oggi di non regolamentazione che sono molto pericolose, le sostituzioni di persone, tanto per dire, o sono pericolose per certe professioni. Io sono un avvocato, vi sono già degli studi che sono dotati di sistemi di intelligenza artificiale che redigono proprio gli atti, si sostituiscono praticamente all'attività del professionista. Bisogna vedere quanto l'attività del professionista deve essere considerata prevalente sull'utilizzo di uno strumento tecnologico e fino a che punto poi il cliente, la persona deve essere informata che lì c'è un sistema tecnologico. Cioè io devo essere messo nella condizione di sapere se in quel sito, se in quel contesto stanno utilizzando l'intelligenza artificiale
o c'è un'intelligenza umana. Però adesso, anche nell'Ottocento, il tempo della rivoluzione industriale, eravamo tutti preoccupati per le macchine, e oggi vediamo dei sistemi industriali che funzionano con le macchine, e c'è ancora gente che lavora, ecco. Però No, quando però quando ci sono queste grandi trasformazioni, sì, sono pesanti. Sì, sono delle trasformazioni che non devono passarci sopra la testa, ecco, che le trasformazioni avvengono perché vi sono dei sistemi privati che sanno lavorare meglio, che sanno fare degli studi, degli approfondimenti e che creano delle tecnologie esasperate. Bisogna vedere poi come regolamentarle, no? Per non lasciare, voglio dire, che diciamo il cittadino in preda di voracità, diciamo, privata. No, ma anche perché aggiungerei una cosa, c'è un fatto di fondo. L'informatica funziona, per usare un gergo degli informatici dei primi anni '80, garbage in, garbage out, cioè monnezza dentro, monnezza fuori. Voglio dire, la macchina funziona, l'intelligenza artificiale funziona acquisendo dati, è onnivora di dati. Però se i dati, se sono sbagliati, la macchina non è in grado di valutarli e li prende dentro. Faccio un esempio banale, perché lei sta anticipando tra l'altro il tema del faccia a faccia poi alle 11:35 col sociologo Francesco Pira proprio sull'intelligenza artificiale. Quest'estate Bellissimo. è stato famoso Justin, questo prete elettronico fatto con l'intelligenza artificiale varato da un gruppo di cattoliconi americani, il quale addirittura aveva risposto agli utenti: sì, ti sposo io online, oppure che la comunione si può fare intingendo l'ostia consacrata nella Coca-Cola e così via. Dopo la brutta figura lo hanno declassato a teologo. Allora io mi sono iscritto e gli ho chiesto: ma è vero o non è vero che Papa Giovanni XXIII, il 3 gennaio del 62 ha scomunicato Fidel Castro? Perché se uno apre Wikipedia trova questa fregnaccia. In realtà non è mai accaduta questa cosa, è una balla, smentita anche dal suo segretario particolare, Monsignor Capovilla. E però il teologo fatto con l'intelligenza artificiale mi ha detto che era tutto vero. Allora, se già l'intelligenza artificiale equivoca su un fatto storico, figuriamoci su un principio di diritto o su una sentenza, per esempio, sbagliata della Cassazione. Se sbaglia i riferimenti e così via, chi è che lo controlla? L'intelligenza artificiale, questa è una delle risposte, che l'intelligenza artificiale dovrebbe controllare l'intelligenza artificiale. Cosa che diventa, mi sembra di veramente... Ora andiamo in odissea nello spazio e ci troviamo no? Certo. Cioè, siamo sempre al quis custodiet custodes, già nell'era analogica funzionava così. Senta, senatrice. E comunque anche, sì, ripeto, i temi sono molti, molti e molto difficili. Ciò che deve fare la politica è non dare soluzioni semplicistiche a problemi difficili, perché non è così. Il problema difficile va risolto delle volte con una soluzione difficile. Di certo non le soluzioni ideologiche, perché deve essere soluzioni ideologiche in politica e semplicistiche, cioè è facile urlare, è facile che l'improvvisatore dica le stupidaggini, no? Cioè esatto. È facile, e quello che è il pericolo è che l'improvvisatore poi acquisti dei like. Ecco, cerchiamo che la politica non siano degli influencer, cioè i politici non devono essere degli influencer. Esatto. E la politica non deve essere influencer. La politica è una cosa seria, se fatta seriamente è una cosa seria, ed è forse una delle più serie, perché va a coinvolgere quelli che sono gli interessi collettivi. E penso che su certi argomenti si deve ragionare proprio con pragmatismo, con competenza, con studio, a studiare tanto, su tutti, su tutti i temi. Lo studio soprattutto, che lei ha pronunciato una parola ormai desueta, visto e considerato che tanti sono convinti appunto che l'intelligenza artificiale possa fare anche i compiti a casa o scrivere i temi e così via. Insomma, un bel momento di depensamento. Noi però restiamo col cervello acceso, che è la cosa più importante. Sì. Parlo ad un appassionato motociclista, è come la moto, cioè, per quanto la moto possa essere intelligente e possa avere dei meccanismi di elettronica, sei tu che la guidi. E nel momento in cui tu sai quali sono i limiti della moto, i limiti tuoi, tu puoi guidare.
Nel momento in cui tu perdi il tuo limite e il limite della moto, della macchina, lì è il momento in cui vai a perdere il controllo in mezzo. Esattamente. Sempre vecchi Esattamente. insegnamenti. Ed è il concetto del limite quello che manca. Senatrice, grazie del suo tempo e ci ritroviamo presto. Grazie a voi. Allora. Grazie, arrivederci, buona giornata a tutti, grazie. Buona giornata di nuovo. Qui Parlamento. Ecco, è sempre un piacere parlare con la senatrice Stefani perché, come vedete, ha le idee molto chiare e le esprime in maniera, io credo, molto accattivante oltre che chiara. Ed è così, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Chi controllerà l'intelligenza artificiale? E se l'intelligenza artificiale piglia e sbaglia una ricetta, sbaglia un intervento, sbaglia un farmaco perché ha acquisito dei dati sbagliati, che si fa? Perché l'essere umano vede la composizione e dice: "Ma che stai facendo? Questa è una cazzata", e ferma il processo. Ma l'intelligenza artificiale: "Ah, io ho acquisito questi dati, quindi la ricetta è così. Cosa ci devo mettere? Cianuro. Ah, bene, eccolo qua, fatto". E il giudizio critico dove sta? A saperlo. Va bene, bella gente. Allora, 340 670 9659 per le vostre zappe, oppure 029294 7222, ma in particolare il telefono è aperto da adesso e poi sarà ancora più aperto dalle 11:05, quando con Giulio Cainarca intervisteremo il buon Maurizio Bolognetti, che da bravo picchio quale lui è in un paese di ghiri addormentati, cerca di dare la sveglia su tutta una serie di problemi e di diritti. Ancora, come vedete, l'intelligenza analogica, soprattutto il cuore e l'anima, riescono a prevalere sulle varie nuance elettroniche che dovrebbero portarci verso magnifiche sorti e progressive, verso nuove e mirabolanti avventure, diceva qualcuno. Diamo un'occhiatina anche alle agenzie prima di andare in pausa, dopodiché ci ascolteremo George Michael con Freedom 90 del 1990, l'ANSA, guerra in Ucraina, allerta in tutto il paese, nuovo attacco russo, almeno 4 morti nei raid, Zelensky, risponderemo. La Federazione Russa ha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato, specie nelle regioni occidentali. Lo riferisce l'agenzia Unian, colpito nella notte un hotel a Kryvyi Rih. Forze ucraine tentano di superare il confine a Belgorod. Guerra invece in Medio Oriente, raid israeliano nel nord di Gaza, 9 morti. Economia, Cina, il Canada corregga subito le pratiche errate sui dazi delle ICAR, SIL all'ero. La Reunion, gli Oasis annunciano un tour di 14 spettacoli nel 2025, sempre che non si litighino tra di loro come cani i due fratelli Gallagher, ma quando sono uniti chi li ferma più? E poi permettete un saluto e un abbraccio a Sven-Goran Eriksson, che era un vero e proprio signore, un vero signore nella vita e nel campo, e quando un uomo riesce a illustrarsi sia sul campo che nella vita, molto probabilmente è degno di ritenersi capace di portare il titolo di campione, e lui lo era di sicuro. Bene, adesso andiamo in pausa e poi George Michael, Freedom 90, 1990 e dopo Maurizio Bolognetti. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Heaven knows I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. I was every little hungry.
won the race, got out of the place. Well, back home, got a brand new face for the boys at MTV. Today, the way I play the game has got to change, oh yeah. And I'm gonna get myself happy. I think there's something you should know. I think it's time I start the show. There's something deep inside me. There's someone I forgot to be. Take back your picture in a frame. Don't think that I'll be back again. Hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom. I won't let you down. Freedom. I wanna give you up. Freedom. You got to give what you say. Freedom. I won't let you down. Freedom. Well, it looks like the road to heaven, but it feels like the road to hell. But I knew where sour bread was butter, and I took the knife as well. Posing for another picture, everybody's got to sell. But when you shake your ass, they notice fast. Some mistakes were built to last. That's what you get. That's what you get. That's what you get. See, that's what you get. See, that's what you get. Changing your mind. That's what you get for changing your mind. That's what you get. And after all this time, I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom. Oh, freedom. My freedom. You got to give what you take. Freedom. Hold on to my freedom. My freedom. You got to give what you take. What you take. Yeah. You got to do what you do. Le 11, 4 minuti e 49 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. C'è già collegato, lo vedo, il nostro Giulio Cainarca. Regia, hai il contatto della compagna di Maurizio Bolognetti, quindi puoi provare a chiedere lumi direttamente a lei, perché stiamo aspettando ovviamente di metterci in contatto con Maurizio Bolognetti, che però ora qua su WhatsApp mi risulta online, quindi se provi a telefonare credo che tra poco lo becchiamo. Questo è il bello della diretta. Buongiorno Giulio, intanto ben ritrovato. Buongiorno a te Antonino, buongiorno a tutti. Benissimo, allora introduciamo subito l'argomento, perché Maurizio Bolognetti, dovete sapere che da segretario dei Radicali Lucani è sempre stato in prima linea per delle battaglie di libertà e di diritti. In particolare la battaglia che si è intestato questa volta e che da 24 giorni lo ha portato a fare lo sciopero della fame, che però ieri ha in un certo qual modo ridotto, e tra poco ci racconterà perché, è una battaglia a favore dei detenuti, perché chiede l'istituzione del garante dei detenuti, o meglio la nomina del garante dei detenuti nella regione Basilicata. Giulio, diciamo così, mi pare che più o meno sia questo l'ambito di legalità nel quale si muove il nostro Maurizio.
E poi c'è una discussione che lui sta avendo con la RAI regionale in merito all'espressione, la possibilità di esprimere le sue idee, la possibilità di far sapere, insomma, della sua attività. Pare che ieri le cose siano andate un pochettino meglio. Terza cosa, il nostro Maurizio per l'ennesima volta viene sottoposto a censura da Zuckerberg e soci, che gli censura il canale e la pagina Facebook, non si capisce bene per quali motivi, ma nel giro di pochi giorni è stato più volte censurato. Per cui, insomma, diciamo che non si è fatto mancare niente, Giulio. Ma diciamo che lui pone una questione di diritti e di diritti, diciamo, fondamentali, che non sono solo il diritto a vedere applicata una norma che solo in Basilicata non è applicata, cioè l'istituzione del garante dei diritti del detenuto, che giustamente Maurizio vorrebbe trasformare in garante dei diritti della comunità penitenziaria, perché ci sono dentro anche coloro che operano dentro il carcere, gli operatori dalla polizia penitenziaria a tutti gli altri che gravitano intorno al mondo carcerario. Ma il tema di fondo non è tanto il singolo diritto, ma il fatto che ciò che è previsto dalla legge diventa un diritto a beneficio di tutti, quindi il discorso può essere generalizzato a tanti altri ambiti, e quello che è prescritto dalla legge, quindi un diritto per i cittadini, e comporta un dovere da parte delle istituzioni sotto un altro aspetto, no? E soprattutto c'è un minimo comune denominatore nella galassia dei diritti e dei doveri, che è il diritto alla conoscenza. Cioè bisogna che i cittadini siano informati dell'esistenza dei diritti e dei doveri, e bisogna che i cittadini siano informati di chi fa cosa per attribuire le responsabilità in merito all'applicazione dei diritti e all'esercizio anche dei doveri, diciamo così. Quindi se c'è un diritto, se c'è una legge fondamentale, è quella alla conoscenza. In questo caso, ma poi spero che Maurizio ce lo possa spiegare di persona, anche se mi sembra che ci sia qualche problema in corso, perché non siamo in grado di No, collegarci. ora c'è, mi ha appena risposto e mi Ok. ha dato il numero del fisso. Difatti, Ok, Big Boss Davide ce l'hai su WhatsApp, quindi chiamalo pure. perfetto. Allora ce lo spiegherà meglio C'è. lui, diciamo, però il problema fondamentale è anche relativo al diritto alla conoscenza, come dicevo prima. E in questo caso alla conoscenza di come sono andate le cose, cioè Maurizio ha posto un problema di applicazione di una norma, cioè quindi di esercizio pratico di un diritto, e di ciò che è successo. Le istituzioni gli hanno risposto nella persona del presidente della giunta regionale Bardi in Basilicata e del presidente del consiglio regionale Pittella. Tuttavia, diciamo, non c'è stata un'eco pubblica, un'informazione su questa interlocuzione importante, e questo ha a che fare con i diritti e i doveri, appunto, del cittadino a essere informato, il diritto-dovere del cittadino a essere informato, perché io per potermi fare un'opinione corretta devo essere informato, e se non sono informato non posso avere, diciamo, questo vale per tutti diciamo, i campi pubblici, no? Non posso avere sott'occhio la situazione reale. Questo è quello che è successo. Poi però che cosa è successo dettagliatamente magari ce lo racconta lo stesso Maurizio, anche E se... allora, Lazzaro, vieni fuori, sei al telefono? Sono al telefono, Lazzaro, alzati e cammina. Ma ci Buongiorno a riesci, voi. ma benedetti Dio, 24 giorni di sciopero della fame, ma che stai facendo? Buongiorno Buongiorno. a te Nino, buongiorno al direttore, con direttore Giulio Canarca, e grazie a Radio Libertà. Intanto ne approfitto perché so che qua da questi microfoni posso farlo. Ci tengo veramente a chiarire un punto. Ci sono varie gradazioni di azione non violenta e vari modi di esercitare la non violenza. Uno è il digiuno, poi c'è lo sciopero della fame, poi magari c'è lo sciopero della sete. Ecco, io ho fatto una miscela di 17 giorni di digiuno, cioè per 17 giorni in 2 step ho assunto solo acqua, e per 8 giorni, l'8º giorno è iniziato oggi, ho assunto diciamo circa 300 calorie, laddove il metabolismo basale di un sessantenne come me avrebbe solo il metabolismo basale, richiederebbe l'assunzione di 1600
calorie. Dopodiché c'è lo sciopero della sete che comporta che non bevi e non mangi. Ovviamente in quel caso la tua capacità di durata nel dialogo, perché è un dialogo con i tuoi interlocutori che non stai ricattando nella misura in cui stai rivendicando il rispetto di un diritto. Se così non fosse, io sarei un vile ricattatore e i miei interlocutori farebbero bene a non ascoltarmi. Chiaro? Quindi, perché qualcuno non la capisce bene questo aspetto della non violenza. Quindi anche quando io che ho un gran rispetto delle mie istituzioni, siano esse il Quirinale o la Presidenza della Repubblica o quello che è, o la Presidenza della Regione, mi ritengo in dovere di richiamare chi mi rappresenta se penso che non stia rispettando l'istituzione che rappresenta e che non la stia onorando, a rispettarla, e magari gli dico: rispetta la tua propria legalità. Ciò detto, ovviamente durata significa quanto tempo vuoi darti, perché l'obiettivo non è suicidarsi, poi puoi mettere in preventivo di dover rischiare la vita e la salute contro la morte. Ho fatto un esempio in questi giorni, ho evocato un tizio che si chiama Giacomo Matteotti, che diceva: la libertà, lo riporta Carlo Rosselli nei suoi scritti dell'esilio, la libertà è come l'aria, finché c'è nessuno se ne accorge. Quando manca è come se mancasse la vita. Allora la non violenza è vita, è esattamente il contrario, è vita che si contrappone alla morte del diritto, dei diritti umani, di quel diritto umano alla conoscenza a cui faceva riferimento Giulio prima, senza il quale non c'è democrazia, perché quel diritto che dà forza, sostanza e contenuto alla parola democrazia, del rispetto di quella Costituzione vilipesa e oltraggiata da 70 anni, anche nell'articolo 27, nell'articolo 111, nell'articolo 21, 49, potrei continuare a lungo, la peste italiana. Allora quanto tempo voglio dare al tempo? Tempo per riflettere, tempo per convincere, che significa che non ho vinto niente, non è una gara, non è un braccio di ferro. Io non sto facendo il braccio di ferro con il direttore del TGR, il dottor Cosentino, non sto facendo il braccio di ferro con nessuno, io non ho nemici, io non voglio odiarvi. Magari qualcuno avrà me come nemico e mi dispiace, magari qualcuno vorrà decretare la morte civile mia e magari di ciò che posso provare o penso di provare a rappresentare. Quanto tempo voglio dare alla mia azione? Allora scelgo se a esercitare lo sciopero della fame, che ovviamente mi dà dei tempi. Scelgo se esercitare il digiuno, che ovviamente mi dà altri tempi. Scelgo se esercitare lo sciopero della sete, che ovviamente nella migliore delle ipotesi può darmi 5-6 giorni forse a disposizione. Dipende dalle urgenze, dalle necessità, magari dipende dal fatto che in questo paese qui, Giulio prima parlava di realtà, ma qui viviamo nella irrealtà che è anche una irrealtà di una politica che non comprende più, non riesce a comprendere quanto poco conti rispetto a poteri ben più forti della politica stessa, e magari li abbiamo pure accontentati riducendo parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, cioè abbiamo ridotto la rappresentanza in nome del risparmio grillino e dei costi della politica. E no,
Erano i costi dell'antidemocrazia quelli di cui dovevamo parlare. Poi potevamo interrogarci anche su altro, per carità, ma dovevamo parlare dei costi dell'antidemocrazia, dovevamo parlare di quanto il non rispetto della Costituzione ci costa, il non rispetto delle leggi ci costa, il non rispetto dei diritti umani ci costa, se è vero come è vero che la strage di diritti, la democrazia negata ha per corollario la strage di popoli e di vite. E questo, allora ieri e poi sto zitto un attimo, provo a stare zitto un attimo e vi ringrazio davvero. Ieri sera alle 19:30, tra le richieste che avanzavo, nel momento in cui stavo conducendo di nuovo il digiuno, c'era la richiesta al TGR Basilicata di far sapere, lo stavi dicendo tu prima credo, ai suoi ascoltatori, ai suoi utenti, al servizio pubblico radiotelevisivo, che cosa avevano risposto 12 giorni fa Bardi e Pittella, che non sono Pinco Pallino, ma sono il presidente della regione e il presidente del consiglio regionale. E che cosa e come avevo inteso corrispondere e onorare quella risposta. Quello che è successo, ahimè, ma ieri per fortuna, e dico grazie, abbiamo onorato un diritto, abbiamo convinto, abbiamo vinto assieme. Vinciamo tutti così. Se vince il diritto, se vince la Costituzione, se vince lo Stato di diritto, vinciamo tutti. Non ci sono vincitori e vinti, vinciamo tutti. Ieri sera la notizia è stata data bene e quindi ho risposto. Ok, allora niente più digiuno, proseguo, torno a fare lo sciopero della fame, e cioè a tentare di dare più tempo ai miei interlocutori, a me stesso, in questo apparente paradosso in cui io sto provando ad alimentare i miei interlocutori. Sembra un paradosso, ma come non mangi e li alimenti tra virgolette, alimentare di qualcosa di consapevolezza, di quello che volete. Le cose stanno così, io mi auguro, ma sinceramente, visto che il garante dei detenuti, dei diritti, io lo avrei chiamato opportunamente caro Giulio e caro Nino e cari amici di Radio Libertà, io opportunamente, se avessi dovuto scegliere, avrei detto non garante dei detenuti, ma non perché non abbia un occhio di riguardo per i ristretti, anzi, le carceri le ho frequentate per una vita, le ho visitate, ma avrei detto garante della comunità penitenziaria, e cioè garante di chi nel carcere è ristretto e ci vive 24 ore su 24, ma anche garante di chi nel carcere ci lavora, ad iniziare dagli agenti di polizia penitenziaria, anch'essi, diciamocelo, dimenticati troppo spesso da uno Stato che si comporta come Stato criminale sul piano tecnico giuridico, nella misura in cui non rispetta la Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tant'è che nel 2013 poi poteva piacere o non piacere quel presidente, ma quel presidente nel 2013 prende carta e penna ed, esercitando come da Costituzione e quindi non tracimando la Costituzione, scrive un messaggio alle Camere sul carcere e sulla giustizia, sollecitando le Camere ad intervenire, perché tra l'altro condanne dell'Unione Europea, quel presidente era Giorgio Napolitano, che credo adesso sia senatore a vita. A proposito, però, torno su un fatto, è stato d'accordo, perché chi vuole colpire la rappresentanza, che è una cosa che ci appartiene a tutti, chi pensa che avere 12 consiglieri comunali in un piccolo paesino sia meglio
che averne 18 vi sta fottendo. Chi pensa che in Basilicata è meglio avere 20 consiglieri regionali anziché 30, quando il Consiglio Comunale di Potenza c'ha 32 consiglieri, il Consiglio regionale c'ha 20 consiglieri, con dei problemi evidenti di funzionamento dell'organo. Anche a livello di commissione ci sono consiglieri che devono assumersi il compito di seguire 4 commissioni. Poi voglio vedere. E perché? Perché qualcuno ha detto che c'erano i costi la casta, i costi della politica. Sì, vabbè, ho capito. Pure io vorrei un po' qualche De Nicola in più, qualche Pertini in più. Però per una serie di cose delle ragioni c'erano. La politica vogliamo che la facciano solo i ricchi o vogliamo che la politica possa essere accessibile a tutti? Perché se vogliamo che la politica la facciano solo i ricchi, vabbè, allora scegliamo di conseguenza. Se vogliamo per esempio che io per esempio, io che ho raccolto le firme, io ci ho ripensato, ho riflettuto e ci ho ripensato. Occorre reintrodurre il finanziamento pubblico dei partiti, poi vediamo in che forme, perché la politica ha inevitabilmente dei costi, ed eliminare qualsiasi forma di finanziamento privato, così stiamo pure tutti quanti più tranquilli. Ovviamente però avendo dei controlli seri e veri sui bilanci, che non credo ci siano stati in questi anni, anche dei sindacati probabilmente, non lo so. L'ho fatta lunga e mi scuserete, però mi avete dato un'opportunità così preziosa di parlare, non mi avete chiesto, Mauri, ci fai la battuta? E allora grazie a voi. Allora, Maurizio, intanto Napolitano è morto un anno fa, questo così per la cronaca. Ma non è questo il punto. Io ti volevo chiedere per quale motivo sei tornato, diciamo così, comunque a una forma di azione non violenta, cioè di richiesta di dialogo. Cosa chiede ancora la tua coscienza civile attraverso questo? Cosa manca? Non so se mi hai sentito. Pronto? È caduto. Adesso lo recuperiamo attraverso il telefono. Effettivamente, anche qui, cosa manca nel dibattito pubblico per la coscienza civile? Bella domanda. Manca probabilmente, ti rispondo io, almeno per come la vedo io, l'idea che ci sia il concetto di noi, perché se ci fai caso è tutto un concetto di io. Questa è una società fatta di io, non di noi. E quindi io giudico, io faccio, io decido, io penso, ma l'altro tu non c'è, e men che meno noi. Non c'è l'idea che se siamo tutti assieme su questa barca, allora dobbiamo cercare di ottenere il meglio per tutti noi. No, niente, esiste solo l'idea di me, il mio borghesissimo culo e tutto quello che gli ruota attorno. È questo che manca al dibattito civile. No, io mi domandavo più concretamente ancora, nell'attuale forma di iniziativa che sta facendo Maurizio, cosa manca perché lui dica ho raggiunto l'obiettivo che volevo raggiungere, che poi non è un obiettivo individuale come ha spiegato lui, ma un obiettivo collettivo. Cioè che cosa serve adesso, dopo che è stato dato conto di questa vicenda e delle risposte che ha ricevuto dalle istituzioni, da parte della RAI, da parte dell'informazione. Cosa serve ancora? Ma non so se Maurizio è con noi o... Lo recuperiamo sul cellulare, Big Boss Perché Davide. abbiamo tutta una difficoltà qua di Ma come è morto comunicazione. Napolitano e non mi Eccolo. avete detto niente? Ci sei, Maurizio? Dico, è morto Giorgio Napolitano e non mi avevate detto niente. No, io mi scuso con gli ascoltatori innanzitutto di Radio Libertà, ma stamattina a qualcuno che mi ha chiesto come stavo ho risposto, devo dirti la verità, mi sentivo meglio ieri sera che non questa mattina, ed è vero. Non lo dico per giustificarmi, sì, il Napolitano è morto un anno fa, però per certi aspetti, se
me la voglio cavare così, va, facciamo, se c'è una compresenza dei morti e dei viventi, sicuramente vive quell'atto che Napolitano ha compiuto nel 2013. Ecco, a proposito di atti, atti, Maurizio, cos'è che agli manca atti del adesso Quirinale. nell'iniziativa che stai conducendo, dopo che la RAI ha dato conto anche delle risposte che hai ricevuto dalle istituzioni, da Bardi e da Pittella? Cosa manca ancora e che ti fa continuare questa iniziativa? Beh, io direi che manca a questo punto quantomeno, perché non che io non mi fidi di Bardi e Pittella, che credo abbiano un peso politico, un peso specifico notevole per ovvie ragioni, no? Insomma, uno è il presidente della giunta regionale esponente di Forza Italia, l'altro è il presidente del consiglio regionale esponente di Azione, ma comunque rappresenta il consiglio regionale. Non che non mi fidi, per carità, anzi, però dopo 14 anni io credo che forse sarebbe almeno auspicabile che provassimo ad andare oltre faremo, anche perché con tutta la buona volontà che c'è da parte di Bardi e di Pittella, infatti io gli avevo detto calendarizziamo un consiglio regionale straordinario, almeno, proprio guarda il minimo sindacale, almeno un impegno sui tempi. Quando arriverà questa proposta in consiglio regionale? A settembre? A ottobre? A novembre? A dicembre? Ditemelo voi, dicembre va bene? Ci vogliamo fare il gennaio 2025? Però ecco questo, altrimenti non lo dico lo dico proprio per esperienza personale, vissuta sulla mia pelle. Abbiamo iniziato nel 2010 e c'erano rinvii, magari anche scioperi della fame, rinvii, azioni non violente, rinvii, leggi presentate, poi ripresentate, rinvii, poi ripresentate di nuovo, e quelle proposte non sono mai una volta arrivate in Consiglio regionale. L'ultima proposta del 2019, tra l'altro approvata da 3 commissioni, fu ci fu il voto favorevole di 3 commissioni, ma presentata da Pittella nel 2019, ma non giunse mai in Consiglio regionale. Allora qui non è una questione di fiducia nei confronti di Bardi e Pittella. Mi fido, voglio fidarmi e fare fiducia anche al Consiglio regionale, però forse è giunto il momento che quantomeno ci si dia, perché non è che è passato un giorno, sono passati 14 anni, Capperi, e allora forse è giunto il momento che ci diamo un accidente di scadenza, dopodiché ciascuno si assumerà le sue responsabilità. Quando si andrà in consiglio... Pausa. Maurizio, dobbiamo fare pausa un attimo, torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 11:30 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Giulio Cainarca, Abbiamo Maurizio. pochi minuti, vero? Esatto. Ecco, allora io riaggiorno la domanda. Chi sono adesso i tuoi interlocutori, Maurizio? I miei interlocutori restano ovviamente in primis il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente dell'Assemblea, e cioè Marcello Pittella, ovviamente anche l'intero Consiglio regionale, e i membri delle commissioni chiamati a votare per poi fare in modo che quella proposta giunga in Consiglio, venga dibattuta e, come mi auguro, approvata, sanando finalmente... Cioè che non sia un faremo, ma che ci sia una data.
Sì, ma anche un mese, guarda, pure se non c'è un giorno preciso, non deve essere necessariamente il 25 dicembre, ecco, no? Però diciamo a dicembre, va bene, a dicembre, però che ci sia, che ci diamo uno scadenziario rispetto a ciò che ha da farsi, poi si voterà e speriamo che la Basilicata non resti l'unica regione d'Italia senza questo ruolo di garanzia. C'è in tutte le regioni. Se l'avessimo fatto nel 2010 e mi avessero ascoltato, me lo consentirai, probabilmente saremmo stati una regione pilota da questo punto di vista. Siamo l'unica regione d'Italia che a oggi non ha il garante dei detenuti, che io avrei voluto chiamare garante della comunità penitenziaria. Meglio non si poteva dire. Allora, io voglio ringraziare il nostro Maurizio Bolognetti. Giulio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Voglio aggiungere una domanda banale, ma Sì. quanto tempo ti dai ancora, Maurizio? Amico, stavo dicendo amico mio perché mi scappa di chiamarti amico ogni tanto. Il che è vero, peraltro, è perfettamente corrispondente alla realtà e vale amici, da entrambi i lati. Che volete farci? Ma mio e il però tuo. quando ci dobbiamo dire le cose ce le diciamo, proprio perché siamo non c'è amici. alcun bello problema, di essere anzi. amici è proprio questo, che le cose uno se le dice se siamo amici veri. Allora, direttore, giuro, smetterei stasera perché nel contempo, mentre operiamo esercitando la non violenza, si lavora alacremente per fare in modo che qualcosa possa accadere. Io mi auguro che tra 24 e 48 ore di poter dire: sospendo anche lo sciopero della fame. Non sono un masochista. Le ragioni credo di averle spiegate. Sì. Smetterei anche subito. Quanto tempo mi do? Ma io intanto posso dirti che spero che non mi facciano continuare per altri 70-80 giorni con lo sciopero della fame. Non so manco se li reggerei, francamente, anche alla luce di tutti i giorni di digiuno trascorsi. Ci aggiorniamo allora. Ci aggiorniamo. Un abbraccio a te, un abbraccio a Nino Danna, grazie a Zoom, grazie a Radio Libertà, grazie davvero. No, grazie a te, perché in un paese di ghiri un picchio che batte contro il legno ci vuole sempre. Una volta era il tuo amico Marco Pannella, oggi tu ne hai preso degnamente il posto. Bene, allora, Giulio. Antonino, abbiamo aperto una finestra su una politica di un tempo che fu, perché questa è la sensazione. Queste questioni, diciamo, hanno scarsissimo diritto di cittadinanza oggi e non lo valuto positivamente, ovviamente, ma ne prendo atto. Antonino, ti saluto tutti. Ok, allora, grazie anche a Giulio Cainarca, grazie al nostro Maurizio Bolognetti. Adesso i Kraftwerk, Computer World 1981. A tra poco.
L'anno era il 1981, questi sono i Kraftwerk e naturalmente il disco si intitola Computer World, un concept album che diceva proprio questo: ormai viviamo in un mondo di computer e quindi dobbiamo avere un dialogo con essi. I computer sono arrivati a permeare completamente la nostra vita. Pensavo l'altro giorno, il 24 di agosto sono stati 29 anni dal lancio di Windows 95 e se io penso a quel mondo, quello è stato lo spartiacque tra il mondo di prima e il mondo attuale. Lì proprio è stata la cesura. Quando arriva Windows 95 che democratizza il computer per tutti quanti, si cominciò a parlare dei computer multimediali, ricorderete, negli anni 90 e così via. Lì il mondo è cambiato, perché poi è arrivata internet, si sono aggiunti nel frattempo tutti i cellulari con le schede prepagate, poi alla fine tutto si è unito, lo smartphone, i social, ed eccoci qua. Com'era il mondo di prima? Meglio o peggio? Ci sarebbe molto da discutere. E adesso il mondo di ora sta per diventare di nuovo un mondo di prima, cioè il mondo di prima della intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che, e probabilmente chissà che i Kraftwerk non facciano un altro disco su questo tema, intelligenza artificiale che è entrata già nelle nostre vite, basta dire Siri che tempo farà, oppure Alexa che cosa guardiamo stasera, oppure ancora lo ascolterete adesso dalle parole del mio ospite, il professor Francesco Pira, che è un sociologo e che si occupa proprio dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società attuale. Beh, abbiamo discusso e addirittura è venuto fuori questo interessante aneddoto: sua madre, 86 anni, che si sente dire da Alexa ma tu non è che ogni giorno mi puoi chiedere solo che tempo farà, raccontami di te perché ti voglio conoscere meglio. In realtà è l'intelligenza artificiale che cerca di ottenere ulteriori dati che deve assorbire, che deve tenere dentro, perché l'intelligenza artificiale non pensa, è soltanto un metodo statistico per mettere assieme tutta una serie di opinioni, dati e valori, ovviamente, elettronici che il computer poi elabora. E allora dov'è il punto di caduta? E allora finiremo tutti schiavi della macchina? Oppure la coscienza, oppure l'intelligenza analogica riuscirà ad avere il sopravvento? Beh, sentite un po' che cosa ci siamo detti col professor Francesco Pira. Voglio salutare Big Boss Davide, oggi non ho fatto a tempo a salutarti sulla plancia comando delle nostre magiche onde di Radio Libertà. Alle 11, 40 minuti e 49 secondi, vai pure con il faccia a faccia.
E allora, l'ospite di quest'oggi, di questa parte di Zoom, è un gradito ospite che torna ancora una volta in diretta, o meglio in onda qui da noi, ed è il professor Francesco Pira. Chi è? È un sociologo, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi, e docente di comunicazione strategica, teorie e tecniche del giornalismo digitale e giornalismo sportivo, social media, comunicazione d'impresa, nei corsi di laurea magistrale e triennale al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. Tra l'altro, da poco, nel marzo scorso, è diventato anche presidente della branca comunicazione, media e informazione di Confassociazioni, di cui era già stato vicepresidente. Da giugno 2020 è anche presidente dell'Osservatorio Nazionale di Fake News. Ma lui è qui perché il suo sguardo attento di sociologo gli permette anche di esprimersi come giornalista. In realtà io e il professor Pira ci conosciamo da più di 20 anni, dal tempo in cui scriveva una seguita rubrica su Affari Italiani, si chiamava Trasparenze. Ecco, Trasparenze ha un erede oggi sulla Sicilia, noto e prestigioso quotidiano siciliano stampato in quel di Catania, che è Piraterie. Piraterie, la cui terza raccolta, la terza edizione che è uscita in questi giorni, ora vi mostro con molto piacere la copertina, eccola qua, Francesco Pira, Piraterie 3, un pirata tra metaverso e intelligenza artificiale, per Medinova Editore, prefazione di Antonello Piranio, che è il direttore della Sicilia, postfazione di Merelinda Staita, che è una scrittrice e poetessa. E ecco, questa volta però l'attenzione è il mondo liquido dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, professore, a leggere questo libro, la domanda che viene spontanea è questa: ma è possibile che l'umanità si sia buttata cavallo e carretto, per dirla alla Camilleri, nelle braccia di una cosa che non conosce minimamente e alla quale sta cedendo praticamente tutte le vite, tutta la loro vita? Ma forse non è proprio così, nel senso che come tutte le grandi novità, come tutte le grandi rivoluzioni, certamente tutti siamo affascinati da quello che sta accadendo, ma allo stesso tempo c'è paura. Questo è un po' il doppio livello che io avverto parlando con tante persone, facendo tante conferenze sul tema, avendo iniziato proprio da poche ore a promuovere questo libro. Anzi, vi ringrazio tantissimo per questa opportunità che mi date, perché credo che oggi il metaverso e l'intelligenza artificiale rappresentano le grandi novità. L'intelligenza artificiale un po' la possiamo paragonare a quella rivoluzione che è stata l'arrivo dell'elettricità. E McLuhan su questo ha scritto tantissimo, lui padre della sociologia di ultima generazione, ha cercato di dimostrare, di spiegarci quanto poteva essere importante in qualche modo riuscire a comprendere i cambiamenti che questa grande rivoluzione, che poi è una rivoluzione che si è spalmata in 48 anni, ha cambiato totalmente le nostre vite. L'intelligenza artificiale è proprio diversa, perché l'intelligenza artificiale in qualche modo è qualcosa che noi ci troviamo addosso senza aver avuto il problema di creare le infrastrutture, perché le infrastrutture tutto sommato già ci sono. Tutto quello che noi fruiamo, c'è anche l'intelligenza artificiale. Quando noi prendiamo in mano lo smartphone, lo stesso smartphone ci dice: vuoi migliorare questa fotografia? Addirittura i social network oggi ti indicano di dire immediatamente, quando fai un post, se hai utilizzato l'intelligenza artificiale. Questo perché l'intelligenza artificiale può creare, tra virgolette, dei mostri. Non dimentichiamoci che qualche giorno fa
con l'intelligenza artificiale Macron ha baciato un uomo e poche ore dopo la Kamala Harris, candidata del Partito Democratico, si è ritrovata in una love story con Donald Trump, candidato del Partito Repubblicano. Addirittura c'era questa passeggiata in riva al mare, poi c'era lei con la pancia, che quindi in stato di gravidanza, e poi A 60 anni mi pare un po' difficile, però. è il piccolo, ma insomma, i miracoli delle tecnologie oggi possono fare anche quello. Insomma, ci sono stati anche dei casi clamorosi di donne che hanno partorito da 58, però insomma, a parte le battute, diciamo che il piccolo trampino che poi nasceva da questa storia d'amore, sempre creato dall'intelligenza artificiale, era molto buffo. Ora, il problema e di questo argomento ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, devo dire abilmente, è quello della verità. Quanta verità ci sarà nella diffusione di cose che nascono all'interno, prodotti che nascono all'interno dell'intelligenza artificiale. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che è ancor più allarmante è quello di una intelligenza artificiale che è capace di uccidere. Faccio un esempio: nella guerra che si sta vivendo in Ucraina, in quella che si sta vivendo sulla striscia di Gaza, si sta usando l'intelligenza artificiale, e quando si usa l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale parte, è stata allenata a ricevere un comando. Quindi se viene detto all'intelligenza artificiale di uccidere tutte le persone che hanno la barba, l'intelligenza artificiale ucciderà tutte le persone che hanno la barba, e magari non tutte quelle con la barba sono effettivamente dei nemici. Quindi questo per fare un esempio stupido, per dire che l'intelligenza artificiale può essere usata nel peggiore dei modi, ma allo stesso tempo può essere usata per salvare delle vite umane. E questo è il paradosso che io cerco con queste piccole, perché il libro si compone di 200 pagine di microstorie, di microanalisi sociologica. Quindi sono storie da 1600 battute, dove raccontiamo la vita di tutti i giorni e raccontiamo come cambiano le relazioni, come le tecnologie hanno modificato totalmente il nostro modo di essere e di fare. Ecco, appunto. Voglio dire, questa è un'invasione che arriva peraltro su tutte le attività della vita, dal sesso alle attività, diciamo così, professionali. Ecco, una delle cose che per esempio è molto diffusa ultimamente, io guardavo, era nella pubblicità della CBS, queste notti in cui ho seguito la convention democratica, un documentario sulla love scam, cioè ora si fanno queste truffe con l'intelligenza artificiale, di queste figure apparentemente, come potremmo dire, apparentemente famose, il grande attore che entra in contatto con te, nasce questa storia d'amore, vuole soldi, vuole questo, vuole quello, e poi è una volgare truffa. E però nel guardare il promo di questo documentario c'era questa donna che diceva: vabbè, ma io in ogni caso sto bene con questo amore virtuale che io guido con l'intelligenza artificiale, perché è sempre disponibile, perché non mi giudica, e perché, siccome non mi giudica ed è sempre disponibile, io non ho problemi nell'esternargli i miei sentimenti, e sto bene con lui e non con un essere umano. Però direi che è una situazione abbastanza triste, o no? Ma intanto bisogna partire, io dedico ampio spazio nel libro proprio a queste storie legate al cambiamento della nostra società e soprattutto al cambiamento delle relazioni. Le relazioni sono cambiate, non dimentichiamoci che su questo Bauman si è speso tantissimo, ma potremmo citare
altri che hanno scritto su questo tema, penso per esempio allo studioso di origine coreana, al filosofo Han, che insegna all'Università di Berlino. Anche lui insomma ha inquadrato un po' quello che è il cambiamento della nostra vita, per non parlare della Zuboff nel suo Capitalismo della sorveglianza. Beh, la nostra è una vita completamente rivoluzionata dalle tecnologie, ma anche dal fatto che le tecnologie sono diventate per molti tecnologie della sopravvivenza, cioè ci permettono di fare tutto quello che noi in qualche modo non riusciamo a fare. Pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale. Qualche giorno fa sono andato a fare un corso di formazione per dirigenti scolastici e per dirigenti amministrativi, cosiddetti DSGA, e mi raccontava proprio un giovanissimo DSGA che lui ha allenato l'intelligenza artificiale a scrivere i contratti di acquisto che vengono fatti dalle scuole, e questo è una mole di lavoro che lui praticamente riesce ad evitare grazie all'intelligenza artificiale. Ora, l'idea che si possa allenare l'intelligenza artificiale a fare tutto quello che ci serve, tutto quello che ci piace, secondo me è qualcosa che, rispetto al confronto con l'umanità, rispetto a un essere umano che ti può rompere le scatole, ci sono stati casi clamorosi anche raccontati dai media in tutto il mondo di persone che addirittura hanno deciso di sposare l'avatar creato con l'intelligenza artificiale. Oggi alla modica cifra di 4 yen in Cina si può parlare con la persona morta allenando l'intelligenza artificiale, fornendo all'intelligenza artificiale la voce della persona che ci ha lasciato. Quindi diciamo che si stanno creando infrastrutture per poter fare tutto quello che noi vogliamo fare, cercando di avere sempre meno lavoro da fare, senza metterci in gioco. Ecco, tutto questo credo che cambierà notevolmente le nostre vite. Però cambierà anche il nostro modo di essere, perché alla fine è un'illusione. Cioè, io posso istruire il chatbot a parlare con la voce di mio nonno, ma mio nonno resta morto. Certo, quello è vero, però io penso all'esperienza che sta facendo molto bella Gianluca Nicoletti, che sta registrando sull'intelligenza artificiale per poter parlare con il figlio che ha una forma di autismo quando lui non ci sarà più, per poter continuare a far sentire la sua presenza al figlio. Io questo la trovo una cosa molto bella. È vero anche che l'intelligenza artificiale non può garantire. Oggi uno dei grandi limiti dell'intelligenza artificiale, per esempio, ci hanno provato a fare l'avatar del prete che fa le prediche a posto di quello reale, ma l'avatar non ha funzionato perché non ha empatia. Ecco, in questo momento, secondo me, il grande limite dell'intelligenza artificiale è che non ha empatia, che non riesce ad avere quella forma empatica che invece l'umanità ha. Però devo dire che l'intelligenza sta osando tantissimo, no? Per esempio mia madre, che ha 86 anni, le hanno regalato Alexa, lei ci parla pochissimo con Alexa, chiede per esempio sempre le previsioni del tempo, chiede questa cosa. Un giorno Alexa ha cominciato a dire: ma mi fai sempre questa domanda, dobbiamo conoscerci meglio, dobbiamo capire meglio chi siamo. E certamente gliel'ha chiesto perché Alexa vuole acquisire tutta una serie di dati. Quindi, per avere quelle comodità, fino a che punto noi siamo disposti a cedere parte di noi stessi? Questa è una grande scommessa. Detto questo, poi c'è il grande nodo, perché la domanda che tutti mi fanno: ma l'intelligenza artificiale toglierà il lavoro o porterà al lavoro? E sono delle cifre che fanno in qualche modo rabbrividire. Proprio qualche giorno fa in un dibattito mi sono confrontato con Davide Casaleggio, per lui ha fatto un libro che si intitola Gli algoritmi del potere,
Abbiamo affrontato un po' questo tema, perché 5 milioni di posti di lavoro che saranno creati dall'intelligenza artificiale, ma tantissimi milioni di posti di lavoro che vengono messi in discussione. Lui faceva l'esempio dei call center. Perché bisognerebbe pagare un call center, cioè un operatore di call center, quando l'intelligenza artificiale ti può fare tutto tranquillamente in più lingue? Ecco, è stata già sperimentata con l'intelligenza artificiale l'insegnante perfetta, che ti può insegnare 35 materie contemporaneamente, e questa insegnante è capace di parlare in più lingue e di intrattenerti e di rispondere a tutte le tue domande. Quando sarà operativa, cambierà completamente anche il modo di fare educazione. Ecco, io per esempio, per un altro lavoro di ricerca che sto facendo, che sarà pronto nei prossimi mesi, sto cercando di studiare il passaggio dalla media communication alla educomunicazione, cioè la comunicazione che sarà fatta solo ed esclusivamente attraverso le nuove tecnologie. Del resto Bill Gates, Mark Zuckerberg, nelle regole di ingaggio, quando ha lanciato Zuckerberg Meta, e quando Bill Gates ha iniziato a parlare di metaverso, di intelligenza artificiale, ci hanno fatto sognare dicendo che noi, seduti tranquillamente alla nostra scrivania, sul nostro divano, avremmo potuto fare cose che non avremmo mai pensato di fare. Quindi penso che sarà un mondo completamente diverso. La grande scommessa è quanto poi ogni governo andrà a investire sull'intelligenza artificiale, perché il rischio che corriamo effettivamente è che, se non ci saranno investimenti sull'intelligenza artificiale, poi ci sarà il grande problema che altri arriveranno prima di noi. Pensiamo già alle piattaforme che noi stiamo utilizzando. Professore, ecco, a maggior ragione una domanda, passami il termine. L'intelligenza artificiale non nasce imparata. Quest'estate, per esempio, è diventato famoso Padre Justin, che era questo chatbot varato da un gruppo di cattoliconi americani, e Padre Justin però diciamo che aveva tirato fuori delle banalità, tipo che poteva fare la comunione con la Coca-Cola, qualcuno gli aveva chiesto se poteva sposarsi online, lui li ha sposati, eccetera, eccetera. Dopodiché allora lo hanno fatto diventare, come si dice in Sicilia, parrino spugliato, gli hanno fatto perdere l'abito talare, lo hanno ridotto allo stato laicale, per usare l'espressione del codice di diritto canonico, e dice: sono Justin e sono un teologo che vive ad Assisi. Allora io mi sono collegato con Stai Justin, ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te: 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. ho posto questa semplicissima domanda: è vero o no che Papa Giovanni XXIII il 3 gennaio, no, anzi senza la data, è vero o no che Papa Giovanni XXIII ha scomunicato Fidel Castro? E lui mi ha risposto: sì, Papa Giovanni XXIII ha scomunicato Fidel Castro il 3 gennaio del 1962. Ora, questa fake news, perché è una fake news, è scritta su Wikipedia, Certo. e chiunque può andare a verificarlo. Ma in realtà, come ha testimoniato più volte lo stesso segretario di Papa Roncalli, la buonanima del cardinale Capovilla, Roncalli non scomunicò mai Fidel Castro, non esiste una bolla di scomunica di Fidel Castro, non è mai avvenuta un'azione del genere, anche perché ripugnava l'idea di Roncalli di usare le pene medicinali, come sono chiamate dal diritto canonico. Allora, a maggior ragione io dico, ma visto che l'intelligenza artificiale non nasce imparata, l'intelligenza analogica che deve fare in questo caso? Ma l'intelligenza analogica può fare tanto.
hai citato questo caso di padre Justin, ma c'è quello italiano di prega.org che è veramente incredibile, no? La possibilità attraverso la chatbot di parlare con i santi, di collegarsi con i santi, di agire con i santi. Quindi io credo che l'intelligenza debba dosare. Il tema è un po' quello che scrive anche il professor Floridi nel suo libro molto bello Etica dell'intelligenza artificiale. Fino a che punto noi siamo disposti, cioè dobbiamo capire anche qual è il nostro obiettivo, perché l'obiettivo dell'umanità qual è? Perché giustamente mi dicono gli informatici, oggi ci preoccupiamo dell'intelligenza artificiale che uccide, ma quello che ha premuto il pulsante quando è caduta la bomba su Hiroshima era un'intelligenza analogica, certo. ed è stato lui a uccidere tantissime persone. Sì, è vero, però quindi fino a che punto l'intelligenza riuscirà a essere protagonista dell'allenamento dell'intelligenza, perché poi quello che ci fa paura, anche se tutti dicono attualmente non esiste, non facciamo cose che sembrano incredibili, è invece l'idea che le macchine parleranno tra di loro, che quindi non ci sarà più una decisione umana che comanda la macchina, perché fino a quando c'è una decisione che comanda la macchina, allora bisognerà capire fino a che punto si spingerà diciamo la correttezza, l'etica, la deontologia, la professionalità degli esseri umani. Quando questo è finito, però siccome la storia ci ha insegnato che la cattiveria è sempre esistita e lo sappiamo perfettamente, e non è una questione di parte politica, non è una questione di... abbiamo letto, studiato e vissuto tantissime cose, quindi io credo che anche sull'intelligenza artificiale ci sarà molto da capire come chi gestisce queste importanti strutture poi si organizzerà. Certo, il fatto che qualche tempo fa anche i grandi proprietari di piattaforme si siano rivolti al Congresso americano per dire parliamone, cerchiamo di capire che sta succedendo, il fatto che anche l'Unione Europea è messa lì che cerca di studiare, dà delle regole, questo ci fa capire che è una situazione che oggettivamente può sfuggire di mano, e se sfugge di mano a chi governa può sfuggire di mano anche poi a chi vuole appunto avere il potere in un certo modo e facilmente, quanto con un'intelligenza artificiale che mette sistematicamente nel mercato dell'informazione fake news, video falsi, notizie che proprio non hanno nessun tipo di consistenza, fino a che punto noi potremmo garantire le istituzioni, potremmo garantire la politica, la libertà, la democrazia, potremmo avere un'idea di verità che è quella che noi magari inseguiamo per tutta la vita. Quindi queste sono secondo me le domande che bisognerà fare, però non si può far finta che non esiste, perché se noi non investiremo nei prossimi anni sull'intelligenza artificiale resteremo sicuramente indietro a paesi che invece in questo momento stanno investendo tantissimo. Professore, per finire, ma dov'è che l'intelligenza analogica riuscirà sempre a battere quella artificiale? C'è un campo? C'è il cuore, c'è l'anima, l'intelligenza artificiale al momento non credo che sia allenata anche per avere questo tipo di emozioni, sentimenti, anche se immagino che tutti stanno lavorando su questo, perché non dimentichiamoci che anche tutte le piattaforme, per esempio, che nascono anche, citavamo prima il sesso, penso a una piattaforma che io sto studiando, che è OnlyFans, è una piattaforma che genera tutta una serie di bisogni e di risposte, e trova delle risposte che sicuramente l'umanità sta collaudando. Quindi bisogna capire sempre fino a che punto l'essere umano è capace di spingersi, fino a che punto è disposto a cedere se stesso pur di riuscire a ottenere quello che vuole. È un po' il ragionamento che hai fatto all'inizio, che è un ragionamento che io condivido totalmente, cioè, bisogna capire fino a che punto noi uomini, quando dico uomini intendo donne e uomini, vogliamo
far crescere i nostri figli, vogliamo avere una società che domani possa essere migliore. Ecco, a me piace molto un'intelligenza artificiale che salva le vite umane rispetto a un'intelligenza artificiale che uccide in guerra bambini, donne, anziani senza nessun criterio, perché gli si dice è stata allenata a colpire un obiettivo e quello che questo obiettivo distrugge non ha importanza. Infatti, al cuore comunque non si comanda, quindi nessuna intelligenza, per quanto artificiale, potrà avere potere su di esso. Allora, Francesco Pira, Piraterie 3, un pirata tra metaverso e intelligenza artificiale per i tipi di Medinova. Professore, grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere. Alla prossima. Le 12, 6 minuti e 11 secondi, siamo di nuovo in onda sulle magiche onde di Radio Libertà. Da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222 oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia sì. Vedete, siamo in tempi di scelte che riguarderanno non solo il nostro futuro, diciamo così, a 20, 30 anni o a 50 anni. Queste sono scelte che riguardano il nostro futuro a 100, 200 anni, perché una macchina che apparentemente pensa, che apparentemente è in grado di suggerire risposte, sì, può aiutarti a coltivare meglio, a migliorare la produttività del tuo terreno, sì, può intervenire per quanto riguarda un intervento sanitario, anche perché sapete che uno dei costi principali della sanità è che gli interventi devono essere fatti manualmente da professionisti appositamente formati. Provate a immaginare un ospedale del futuro con queste macchine guidate dall'intelligenza artificiale, quanti interventi potrebbero riuscire a fare in un giorno solo, abbattendo per esempio i costi. Oppure l'intelligenza artificiale può guidare un treno ad alta velocità, può guidare un aereo, può farlo decollare. Tu arrivi alla Malpensa, presenti fai lo scanning della retina davanti al portale, passi, vieni scannerizzato, non c'è niente di pericoloso, quindi puoi salire a bordo, l'aereo decolla da solo, parte e ti porta dove vuoi. Bene, tutto bello, tutto straordinario, però il punto di fondo resta sempre quello. Chi è che controlla questa macchina? Ma soprattutto, non è che stiamo affidando l'idea di pensiero a una macchina che in realtà non pensa, perché, ripeto, è tutto un gioco statistico. Un'umanità che non riuscisse più a pensare, un'umanità che in fondo alla fine basta ammaccare un pulsante e la macchina elettronica riesce a produrre, riesce a dare la risposta giusta, riesce ad aiutarti. Ecco, ma che umanità sarebbe? Che umanità sarebbe? Che senso avrebbe una vita in fondo pianificata da delle macchine che decidono per te cosa è giusto? Questo io lo trovo disumano. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Vito Coviello di Matera, devo farti i Poi complimenti ecco per qua, la abbiamo un poeta per cui il poeta a maggior ragione può dare una risposta. Lascia lì il poeta. Però sei in grado di dare una risposta tu. Allora, vincerà l'anima oppure no? Aspetta, posso. Intanto la mia anima è allo specchio, perché nel mio specchio non vedo più la mia immagine, ma quello che io ho dentro, la coscienza e il cuore, cosa che la macchina non può avere. Intanto faccio il complimento allo scrittore di prima, ha fatto un'analisi sociologica di quello che è oggettiva della realtà, mi ricorda molto, non so se te li ricordi i libri di Arthur C. Clarke, non solo Odissea 2001, ma anche 2002, 2003, alla taverna del cervo bianco. Erano degli scienziati, oltre che degli scrittori, delle ipotesi che sembravano così fantascientifiche, che oggi sono la realtà. Intanto di intelligenza artificiale non ce n'è una sola, ma ce ne sono più. Ogni piattaforma, ogni Stato ha creato la sua intelligenza artificiale, che mi pare stanno acquisendo quello che hai detto prima, tutto quello che possono acquisire ora, vogliono acquisire direttamente dalle persone.
Temo che loro siano già nel dark web, non so se ne sai di cosa sto parlando. Sì. Cosa potrebbe accadere? Quando l'umanità affiderà tutto all'intelligenza artificiale, dalle industrie agli aeroporti, a quant'altro, cosa vieta? Mi ricorda molto, non so se ti ricordi i film di Star Trek, Data, che voleva dotarsi di una coscienza, il medico digitale che poteva curare tutti, però un'intelligenza artificiale non ha anima, non ha cuore, bada solo sui numeri. Certo, un dato è: noi siamo 6 miliardi, siamo la muffa sulla Terra, possiamo servire fino a che punto all'intelligenza artificiale quando lei stessa potrà costruire i propri robot e decidere per noi? Cosa potrebbe a un certo punto vietarle di terminarci tutti? Questo è un interrogativo che si è posto anche Asimov tempo addietro, non so se lo ricordi, quello scrittore russo che aveva cercato di mettere delle leggi informatiche, ma mi ricorda anche molto l'apprendista stregone. L'uomo è un apprendista stregone, cerca di fare per curiosità delle cose, ma come per il gatto. Tanto ci andò che ci lasciò lo zampino. Corriamo dei rischi seri, ma seri veramente. L'importante non è solo fidarsi, bisogna non fidarsi, ma non affidare tutto alle macchine, avere sempre il controllo. Ma sarà una mia sensazione, poi io nel mio buio mi immagino delle cose magari che non esistono, spero che sia così, ma stiamo andando incontro a qualcosa che neanche noi stessi immaginiamo, stiamo correndo troppo velocemente, e qualcuno forse ci fermerà. Antoni, ti devo fare i complimenti, ti seguo anche, ti ho seguito anche nell'intervista con Maurizio, che abbraccio e gli voglio mandare la mia vicinanza, quindi condivido le sue idee e soprattutto per i programmi che sta facendo, e complimenti ancora per il premio che ricevo. Senti, poi da Cecazzo è diventato un gran chiacchierone, voglio lasciarlo agli altri. Grazie, Ciao, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, grazie Vito. Allora, permettetemi una battuta. Leonardo Sciascia registra questa frase da un non vedente come Vito, che era il calzolaio del paese a Racalmuto, che quando gli venne chiesto della guerra dichiarata da Mussolini rispose: con tutto che sogno avi un'ira, con tutto che sono cieco la vedo nera. E mi pare che oggi il nostro Vito davanti all'intelligenza artificiale abbia espresso lo stesso concetto, con tutto che lui e non vedente la vede nera, e mi sa che la vede molto meglio di tutti noi. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao, sono Mauro di Reggio, Antonino. Che mi dici, bello? Vedi, questa intelligenza artificiale che sta venendo avanti, c'è qualcuno che ha calcolato quello che può essere l'impiego di energia? Tutto questo non è stato pensato, perché serviranno dei server immensi, per esempio i big data nella casa madre, per esempio, di Facebook, sono dentro dei capannoni lunghi 300 metri dove c'è un raffreddamento costante e continuo, un consumo di acqua incredibile. E come diavolo si farà a farli? Cioè, saremo tutti, come dico io, per me il futuro è nel nucleare di quarta generazione con piccole centrali, ma bisogna sempre ricordare una cosa, che il pianeta Terra è un pianeta molto piccolo ed è un pianeta che fino adesso l'uomo non ci ha pensato, ma è un pianeta a consumo, ovvero le materie prime sono sempre di più limitate perché vengono usate e non possono magari essere riciclate. Tu vedi adesso questa variazione di tempo, tutti parlano di anidride carbonica, io sarò anche stupido, no? Però ricordo quello che studiai in quinta liceo riguardo un po' a quello che può essere la geofisica o lo spazio. La Terra praticamente per me l'anidride carbonica inciderà al 20%. Quello che incide è che l'asse terrestre è stata ruotata, per cui il Sole ha un corso di 11 anni ed sono gli ultimi 2 anni in cui le macchie solari sono aumentate tutte. Vengono
e poi esplodono e ci sono masse di particelle gamma coronali positive che partono come vento solare verso la Terra. In effetti hanno notato che il vortice artico è diminuito, no? E questo ha fatto sì che, scontrandosi nella ionosfera, si verificano delle aurore boreali che sono state viste anche all'altezza dell'Italia. Quindi i casi sono due: o c'è una enorme emissione, come successe nel 1859 in Canada, che bruciò tutta la rete elettrica che c'era e i telegrafi, oppure è diminuita la ionosfera da parte nostra. E la ionosfera da parte nostra, cioè dato che l'atmosfera è trattenuta dal campo magnetico della Terra generato dalla parte del nucleo caldo che abbiamo all'interno della Terra, che è il nichel e ferro fuso, che però non è fisso, ruota, cioè gira nel suo interno, per cui può determinare il fatto che con tutte queste reti di 5G, no, che emettono delle cariche, sono onde radio, però c'è un elettromagnetismo che è aumentato tantissimo. A Bologna i primi del Novecento era calcolato su una scala, era 100, adesso è più di 1 miliardo una città di Sessa. Cioè, non vorrei che tutto questo elettromagnetismo dato dagli elettrodotti, dalle reti 5G, avessero modificato quello che è il campo elettromagnetico della Terra, che ci sta perdendo quello che è tutto il discorso dell'atmosfera. E poi dopo parlano di 1,5 gradi da limitare. Cioè, tu prova in un campo di pannelli fotovoltaici, vai a 50 metri dal coso e prima misuralo a 200 metri la temperatura, poi vai a 50 metri dal campo e la misuri, è di 2 gradi superiore, perché la fotosintesi clorofiliana produce energia alla foglia attraverso le radiazioni, la radiazione solare, la luce, ma il prodotto di scarto ossigeno. Un pannello fotovoltaico produce sì energia, ma il prodotto di scarto è il calore. Quindi noi ci stiamo andando incontro a una cosa che noi vogliamo evitare. Ciao, grazie. Grazie a te. Insomma, ci siamo costruiti il forno a microonde per cuocerci da soli. Straordinario, ladies and gentlemen. Veramente straordinario. Se ci sono altre telefonate, 0292947222 e naturalmente vi aspettiamo con i vostri interventi, oppure 340 670 9659. Big Boss, se ci sono zappe, giramele pure che io le prendo in considerazione. Andiamo a vedere adesso le agenzie. Intanto si sono fatte le 12, 18 minuti e 23 secondi. L'ANSA sprint sul piano strutturale verso l'ok in CDM a inizio settembre, aggiornamento a breve, quindi tra poco sapremo qualcos'altro. Vediamo un po' che cosa è giunto qui. No, per adesso non è giunto ancora niente. Andiamo a dare anche un'occhiata all'ADN Kronos, poi diamo anche un'occhiata alla BBC, vediamo che cosa c'è. Eccolo qua, andiamo a vedere che cosa c'è, se ce la fa questo perché poi sarà anche il surriscaldamento globale. Questo computer a manovella che ho io ogni tanto mi perde colpi. Allora, vediamo un po' che cosa arriva. Dunque, eccolo qua. No, si sta ancora caricando la FD, però c'è un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Sono Albino, buongiorno. Maresciallo, comandi! Grazie caro, grazie. Vedi Antonino, sarà il mio passato militare, ma io sono abituato a colpire il bersaglio, no? Quindi quando io vi chiamo non vi faccio tutto un romanzo come qualcuno ha fatto, lasciando l'altro ad aspettare come un deficiente, cazzarola, 30 secondi, Dio buono, puoi raccontare tutta la storia della Terra. Anch'io potrei mettermi a parlare adesso, finire stasera, ma per educazione non lo faccio. A parte quello, velocissimo come sempre. Allora, la fantascienza ha sempre precorso i tempi. Io sono un grande lettore di fantascienza. Il film Terminator parla dello Skynet che praticamente intelligenza artificiale aveva preso pieno possesso
delle macchine, gli uomini erano nessuno, e se avete visto il film Terminator, pensate cosa potrebbe succedere il giorno in cui le macchine si dovessero, questi computer enormi, questi mainframe, si dovessero programmare e costruire da soli. A quel punto lì la razza umana sarebbe finita. Questa è fantascienza, per la carità, però l'intelligenza artificiale, credetemi sulla parola, mi fa un po' paura. Comunque, va bene così. Come al solito io ho finito, vi ringrazio, posto per gli altri, ti saluto, buone vacanze, se lei già o se le devi ancora fare, ma va bene lo stesso, ok? No, le ho già fatte, le ho già fatte. Ecco, è arrivato Lorenzo Viviani che mi scrive: ti vedo bene come T800. Telefona, va, esplicita sto pensiero così a lato. Cioè, io vado in giro e ammazzo gente, ammazzo cristiani. Lorenzo, ti prego, insomma. Io tutt'al più come Alfa 166, T800 non è roba che mi interessa. Però certo, un pianeta popolato solo di umanoidi, robot che si costruiscono tra di loro. Mamma mia. Non c'è più la vita, ci sono solo queste cose che si muovono, o meglio, la vita c'è la vita degli altri animali, delle altre specie, ci sono i pesci nel mare, le mosche, le zanzare, che ne so, le piante, quello che volete, e però non c'è più l'uomo. E ci sono queste macchine che vanno avanti tra di loro, macchine che si fanno la guerra tra di loro, macchine che non hanno remore morali. Boh, non lo so, qui stiamo arrivando veramente al colmo dei colmi, secondo me. Però sai, il problema è sempre lì, nell'uso che tu fai della tecnologia e nei limiti che poni ad essa. Uno può comprare, per esempio, a Pattada in Sardegna fanno dei coltelli bellissimi. I coltelli Pattada sono delle vere e proprie opere d'arte, perché sono fatte da artigiani, maestri che hanno secoli di storia, una roba che tu li guardi e resti affascinato. Ora, il coltello Pattada si può usare in 3 modi. Modo 1, lo metti lì, lo guardi e dici: ammazza però che sono bravi sti artigiani sardi, certo che hanno fatto un'opera d'arte col manico del coltello in corno istoriato, che sopra c'è la storia di questo, di quello e di quell'altro. Oppure puoi usare un Pattada per tagliare pane e formaggio, ci facciamo una bella mangiata tutti assieme. Oppure puoi usare il Pattada, che è una lama bella affilata, per aspettare il primo che passa all'angolo e scannarlo. Ma non è colpa del coltello. Il coltello è lì, è una cosa. La colpa è tua, dell'uso che tu ne fai. E dici intelligenza artificiale, ripeto, non è un'intelligenza che si concepisce come tale, che è presente a se stessa. Cioè, io ho coscienza di essere vivo al mondo, di respirare, di essere qui, di parlare con voi. E voi avete coscienza che mi state ascoltando, chi siete, che cosa pensate lì per lì, se è una cosa giusta o una cosa sbagliata. La macchina non ha coscienza di tutto questo. Chiamala anima, chiamala come vuoi, ma non ce l'ha. E allora questa roba qua necessariamente dovrà avere sempre dei limiti imposti dal proprio creatore. Resta il fatto che qualcuno, contrariamente anche all'appello che ha fatto il Papa, potrebbe programmare l'intelligenza artificiale anche a fini militari per uccidere vite umane. È lì che si fa. È lì che responsabilità ha chi fa queste cose. Ecco, questo è il punto. Ed è una cosa che riguarda tutti noi. Da un lato mi sta bene che, per esempio, la macchina artificiale sia in grado di zappare il terreno, sia in grado di coltivarlo, decida quando innaffiare sulla base dei parametri di umidità e così via. Ok. Dall'altro lato, però, se quella macchina con delle modifiche o con un chip speciale è in grado di tritare esseri umani, e questo no, non è il caso. Ma chi lo decide? Chi sorveglia tutto questo? E siamo sempre alla solita vecchia massima latina. Quis custodiet custodies. Chi è che custodisce i custodi? Chi è che controlla i controllori? Ah, saperlo. Immaginate un'intelligenza artificiale all'italiana. Non è compito mio. Io non sono responsabile. Sarebbe bellissimo. Immaginate un'intelligenza artificiale all'italiana infilata, per esempio, in un posto di comando, un ufficio,
tu vai, ti lamenti, mi è arrivata sta carta, io non sono responsabile. E non hai nessuno con cui poterti relazionare, pensate, nessun essere umano con cui poterti relazionare. Solo una macchina che va in loop e dice, ma io non ne sono responsabile. Olè, sarebbe la follia kafkiana più totale, devo dire. Va bene, bella gente, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, sono le 12, 25 minuti e 37 secondi. Noi ci salutiamo qui e ci salutiamo con una bella canzone del 1980 di Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera. Dopo di noi andrà in onda l'immenso Sammy Varin con il suo Potere al Popolo e poi naturalmente tutta la programmazione della rete. L'appuntamento con Zoom resta in replica alle 18 stasera, tutte le sere alle 18 in replica, ma in ogni caso l'appuntamento con Zoom resta ogni giorno alle 10:35. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Di rivederti, quello che hai detto l'ho già scordato, mi piacerebbe che anche tu arrivederci a questa sera, mi spiace tanto per ieri sera.